risultato che tutti ci aspettiamo, compresi i numerosi tifosi giunti. Ecco, qui assistiamo appunto all'ingresso in campo e vediamo subito lettura delle formazioni. La Lucchese schiererà Bertolini, Ciscoli e Nobile, Londi, Morgia e D'Arrico, Cervelli, Benedetti, D'Urso, Ghetti e Fazzi. A disposizione con il numero 12 Pinotti, numero 13 Frattoli, numero 14 Belloli. Per il Matera Casiraghi, Generoso e Bitetto, Angelino, Decagno e Pavese. Pica 3, Sasanelli, Aprile, Morello, Raffaele. A disposizione Battistoni, Antezza e Carella. Arbitrerà l'incontro davanti a uno stadio gremito quasi completamente, come potete vedere attraverso le immagini, da tifosi giunti da Matera, il signor Pairetto di Torino. Vedete la Lucchese in maglia, nella casacca appunto rossonera alla destra dei vostri teleschermi, mentre il Matera con la solita casacca azzurra alla sinistra dei vostri teleschermi. Ed è partita appunto con Ghetti in possesso di palla al centro per D'Arrico, Morello ostacolato da Benedetti, Aprile, ancora Aprile, Pavese, tiro, gol, magnifico, gran botta di Pavese, esattamente quando siamo giunti al 24esimo del primo tempo. Gran botta di Pavese, come vi dicevo, il gioco lo addormentavano a causa del famoso contropiede, era quello che vi stavo appunto dicendo, ed è stata proprio questa arma che ha portato, chiedo scusa, al 19esimo del primo tempo i biancazzurri in vantaggio. Dicevo, il gioco in sordina del Matera porta appunto la squadra a partire così in contropiede, cosa che effettivamente è riuscita agli uomini di Di Benedetto. Raffaele, Sassanelli, bello lo scambio, Raffaele in posizione di tiro, tira, gol amici, e gol, 2-0 amici. Se questo non può significare Serie B, bene, non so, non c'ho parole per poterlo dire. Raffaele ha inchiodato il risultato esattamente al 23esimo del primo tempo, risultato inchiodato sul 2-0. Numerosa la barriera lucchese, Sassanelli per Raffaele, parte il tiro, rete, altra rete, Raffaele ha segnato, ha triplicato Raffaele quando siamo giunti esattamente a 37esimo del primo tempo. Gran botta di Raffaele che porta a 3. Amici, a questo punto cosa dire? Il Matera ha veramente e sta veramente dimostrando che tutto ciò che sta per ottenere non è un furto, ma è proprio il prosieguo di giornata su giornata di un campionato partito e giocato e continuato sull'umiltà che proprio porta e l'allenatore e la società e i giocatori a quel traguardo che nessuno effettivamente poteva immaginare. Sulla palla Sassanelli verso Picca 3, pasticciano un po', la conquista Sassanelli verso Picca 3, tiro di Picca 3 e gol. A questo punto, se ci potevano essere dei dubbi, il tutto è sfumato. Il Matera a valanga, la valanga biancazzurra sta dimostrando veramente che quando vuole può e sa volere e cercare tutto quello che vuole. Il risultato quindi a questo punto non lascia ombra di dubbio, 4-0. La rete è stata messa a segno da Picca 3, che ha rotto così questo digiuno al 12esimo quindi del secondo tempo. Picca 3 va a insaccare per la quarta volta la rete lucchese, non perché ce l'abbiamo con loro, ma qua se c'era qualcuno che doveva vincere eravamo noi, e il tutto veramente sta succedendo. Corto per Carella, ancora Carella, lascia Picca 3, indietro per Generoso, questi è Picca 3 ed è finita. Amici, sì, è finita.
La partita è finita, il Matera in Serie B, nella stagione che noi tutti potevamo definirla poco felice. Il Matera ha conservato e ha conservato quella calma necessaria che gli ha fruttato la Serie B. Come vedete, l'invasione pacifica si è ripetuta anche qui a Lucca. I giocatori sono veramente inneggiati, slogan si gridano, caroselli improvvisati da tutte le parti per questo risultato e per questa magnifica e bellissima impresa che pitta veramente di bianco-azzurro non solo la città di Matera, ma l'intera provincia, l'intero capoluogo, l'intera regione, che riporta così dopo tanto tempo una squadra a livello veramente professionistico. È stata la squadra che dalla costanza unica, squadra che in nessuna occasione si è mai disunita e che è andata appunto a raccogliere i frutti di questa sua modestia che veramente ha dimostrato attraverso tutto il sacrificio che i nostri giocatori hanno manifestato, sacrifici di natura anche finanziaria, e questo a proposito di natura finanziaria mi riferisco alla società che, come all'inizio di cronaca ho detto, non è certo una di quelle società che naviga nell'oro. Un paese di 50.000 abitanti appena, il cosiddetto paese dei Sassi, verrà conosciuto anche per la sua Serie B. Non parleranno più certamente di Matera come la città dei Sassi, ma parleranno anche per questa avventura, proprio per questa soddisfazione che ognuno di noi avrà. Parleranno di noi certamente un po' tutti, non verranno solamente a vedere i nostri Sassi, ma verranno ad ammirare anche una squadra che per la prima volta nella sua storia entra nell'Olimpo, nell'elite delle squadre e del calcio italiano.